un po', ma adesso ufficialmente possiamo dire che inizia questa selezione valida per Miss Italia 2016, ovviamente con il titolo in palio che è le Miss Le Corti Venete, che è questa bella struttura, questo bel centro commerciale che anche quest'anno ci ospita su questa passerella e questo palco così prestigioso. Abbiamo una giuria di fronte a noi che avrò il piacere ovviamente di presentare nel corso del nostro appuntamento. Abbiamo anche due ospiti in giuria, anche queste le presenteremo dopo, tra l'altro una particolarmente legata al centro commerciale Le Corti Venete. Avremo tante cose da raccontarvi, in particolare di quelle che sono le novità di Miss Italia 2016. Ovviamente andremo a fare i vari ringraziamenti ai nostri sponsor, ma oggi vorrei fare un ringraziamento innanzitutto a un amico, un'amica, un'azienda amica che ci fa compagnia, perché avremo, le ragazze ancora non lo sanno, lo annuncio qui, la ragazza che vincerà oggi avrà la fortuna di aggiudicarsi un gioiello Miluna, e questo grazie alla collaborazione degli amici di Oro Vorrei, ai quali rivolgerei un applauso. Gli applausi non si chiedono, però in questo caso io vi chiederei davvero. Poi avremo altre aziende da ringraziare, sapete che Miss Italia ha questi sponsor che ci seguono con tanto affetto, però io credo che la cosa più importante sia andare a conoscere le nostre candidate. Le nostre candidate saranno 26, le vedremo in due momenti, il primo con il loro abito di gara, quindi l'abito che prediligono sfilare, e il secondo con il body ufficiale del concorso, appunto il body di Luna. Poi avremo un momento moda dove le avremo sfilare con gioielli proprio di Luna grazie alla collaborazione di Oro. Poi avremo una piccola pausa e poi conosceremo il nome delle vincitrici. Ho cercato di sintetizzare, poi ovviamente vi spiegherò tutto nei vari momenti della nostra serata. Io mi metto in questo angolino perché le protagoniste devono essere ragazze, sono loro, e quindi io andrò a leggervi quelli che sono i loro nomi, le loro città di provenienza e l'età, che sono i dati più importanti, e in bocca al lupo a tutte loro. Avremo la prova più tardi che questo centro ha già portato bene a una nostra concorrente e speriamo che quest'anno si replichi, ma non diciamo nulla perché io sono anche superstizioso e quindi lasciamo che tutto proceda. Siamo pronti? Sì, le ragazze sono pronte, e quindi andiamo subito con la concorrente numero 1, è lei che romperà il ghiaccio per questa importante selezione per le Miss Corti Venete. Prego, Anna! Ricorderò molte volte il nome e il numero perché è il modo attraverso il numero che la giuria ha di riconoscerle. Andiamo con la concorrente numero 2, Lisa. Lisa è la concorrente numero 2, ha 19 anni, arriva da Montecchia di concorrente numero 3. E in 21 anni arriva da Montecchio Maggiore la nostra Elena. Salutiamo la concorrente con il numero 3, salutiamo qui Elena e andiamo con il numero 4 che è Paola. Paola, 21 anni, arriva da Vicenza.
Marianna, concorrente numero 6. Arriva da Solizzone, lei ha 22 anni. Io mentre siano le nostre ragazze vorrei anche ricordarvi alcuni amici di Miss Italia. Parliamo di Rocchetta. Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua olico minerale Rocchetta perché è leggero, stimola la diuresi e aiuta a eliminare scorie di in eccesso, così ogni giorno si sente più bella. Rocchetta, acqua della salute e della bellezza, è l'acqua di Miss Italia. E intanto abbiamo visto la passerella della concorrente numero 6 che rientra in camerino. Ricordiamo che poi le vedremo tutte con il bonus ufficiale del concorso, ma lasciamo la passerella della concorrente numero 7 che è Asia. Asia ha 20 anni, arriva da Soa. Italia avrà come partner Equilibra, che è lo sponsor della bellezza e del benessere con Miss Italia. Equilibra è un'azienda storica italiana nel mercato di integratori alimentari e cosmetica naturale. Con il suo slogan il benessere alla portata di tutti, la concorrente numero 7 intanto ci saluta e andiamo con Barbara, che è la concorrente numero 8, arriva da San Martino, ha 20 anni, concorrente numero 8 e 40. Sport Italia, azienda leader della produzione e distribuzione di abbigliamento, attrezzature e accessori dello sport da oltre 40 anni di storia e accanto a Miss Italia per affrontare insieme i valori di italianità e passione per lo sport. Altro partner di Miss Italia, mentre continuiamo a vedere la passerella della concorrenza numero 8, è la Kia. Design, qualità, sicurezza e tecnologia per Kia sono parole d'ordine. La casa coreana è l'unica azienda che garantisce le sue auto per 7 anni. Intanto la numero 8 ci saluta e siamo con Mariangela, la numero 9. Prego Mariangela. Mariangela arriva da Verona da 28 anni. Sara, concorrente numero 10. E intanto andiamo a ringraziare anche Joseph Bridgeport, marchio di origine e produzione canadese nato nel 1957 e che in breve tempo riuscì a conquistare il mercato internazionale, riuscendo a essere oggi presente in ben 55 paesi. La reputazione di Joseph Bridgeport si è affermata grazie alla sua straordinaria versatilità ed eccellenza per quanto riguarda la sua proposta. Tutti i capi sono disegnati e usciti prodotti in Canada, una caratteristica non comune nel mondo della moda, oggi motivo per il quale Bridgeport è diventato famoso in tutto il mondo, mentre la nostra concorrente numero 10 sta terminando la sua passerella per il suo abito e lascia spazio alla concorrente numero 11 che è Marianna. Concorrente numero 11, Marianna, arriva da Castiero e ha 19 anni. Concorrente numero 11. Ricordiamo la concorrente numero 12.
Giorgia, concorrente numero 13, 21 anni, arriva da Tossobuono. Lei è Giorgia, concorrente numero 13. Io poi vorrei ringraziare anche Tricologica, se è vero che i capelli sono l'ornamento più ricco delle donne, Tricologica è la soluzione più preziosa che tutte le donne italiane cercano dal loro parrucchiere, un protocollo scientificamente dimostrato, usando innovativa tecnologia per avere i capelli più belli e più sani e conferisce uno splendido total look ad ogni donna. Intanto salutiamo la nostra concorrente e andiamo con la prossima, la concorrente numero 14, Giusy. Ha 22 anni ed è di Verona. Il numero 14 ci saluta e la sostanza numero 15 che è Carmen, arriva da Marostica e ha 20 anni. Componente numero 15. Che è Maria Vittoria. Maria Vittoria arriva da Trento e ha 23 anni. Ricordiamo che per iscriversi a Miss Italia, lo dico ai genitori che potrebbero avere figli che hanno dai 18 ai 30 anni, o ci sono delle ragazze che vorrebbero iscriversi, lo fate sul sito missitalia.it e potete anche scegliere più regioni per partecipare, quindi ecco che una ragazza del Veneto o una ragazza trentina può partecipare in Veneto. Se vi interessa iscrivervi andate sul sito missitalia.it, troverete tante curiosità anche sulla storia del nostro concorso e ovviamente la possibilità di iscrivervi, quindi molto bene anche per la nostra concorrente numero 16, Maria Vittoria. E andiamo con Silvia, concorrente numero 17. Lei è Silvia, arriva da Sant'Anna del Paio della Vittoria, numero 17, Silvia. Io vi ricordo Dermal Institute, grazie alla sua tecnologia con risultati certificati permettono a tutte le donne di prendersi cura del proprio corpo con trattamenti non invasivi che coniugano bellezza e benessere. Anche le mani sono oggetto di questi trattamenti. Dermal Institute ha sviluppato un protocollo che migliora la textura della pelle, le rende più luminosa, rinforza le unghie e attiva le mani con i colori dell'ultima moda dei gel colorati e long lasting. Dermal Institute dona alle nostre miss un look completo che valorizza la bellezza anche nelle loro mani. Ovviamente sul sito dermalinstitute.it trovate tutte le informazioni in merito, ma intanto salutiamo Silvia con il numero 17 e andiamo con Nicole che è la numero 18. Concorrente numero 18, arriva da Montalbano.
Deborah, 20 anni, cioè il numero 20 e ha 19 anni. Non è sbasato quei numeri, poletani. Numero 20, lei è Deborah, ha 19 anni ed è di Verona. Concorrente numero 20. Partner di Miss Italia, leader italiano nel settore turistico e sponsor di questa edizione di Miss Italia con l'obiettivo di celebrare la bellezza italiana e la storia di un sogno che diventa realtà proprio come spesso accade per una vacanza. Si realizza così il binomio quasi naturale. Nel 1946 il concorso assunse il nome di Miss Italia e un anno dopo alcuni venne creata una piccola agenzia viaggi. Era l'agenzia viaggi, si chiamava Alpitour. E intanto andiamo a conoscere la concorrente numero 21 che è Valentina, ha 19 anni, arriva da Padova, concorrente numero 21. Ricordiamo che Alpitour rappresenta la più importante e poliedrica realtà turistica italiana, un lungo percorso di crescita vissuto con passione, serietà e innovazione, che ha permesso di accompagnare generazioni di italiani nella scelta dei loro viaggi. Riconosciuto nel 2015 come il migliore tour operator italiano, Alpitour raccoglie nella sua offerta centinaia di destinazioni e molteplici soluzioni di vacanza organizzate e pensate per tutti gli italiani. Quindi grazie a Alpitour per essersi unito alla grande famiglia di Miss Italia da quest'anno, quindi grazie anche agli amici di Alpitour. Intanto continuiamo a vedere la concorrente numero 21 che sfila in passerella sicurissima, tra l'altro qui hanno doppia rampa di scale da fare e non è cosa proprio sempre facile, soprattutto quando c'è anche la tensione di affrontare una giuria che non è cosa di poco conto. Ma andiamo con la prossima, la numero 22 è Sofia. Numero 22 Sofia di Cittadella a 21. Sofia numero 22. Ringraziamo anche Interflora, bellezza, eleganza e raffinatezza, il regalo giusto a Interflora. Chi meglio di Interflora può suscitare questa emozione? Da più di 100 anni Interflora, lo sapete tutti, il grande servizio che fa. Avete un fidanzato, una fidanzata, un marito, una moglie, un amico, qualsiasi avvenimento volete così celebrare con un mazzo di fiori, Interflora ve li farà avere in tutte le parti del mondo con 1800 fioristi sul territorio italiano. Ma andiamo avanti e andiamo con la prossima, con Angelica, che è la numero 24. Concorrente numero 24 Angelica, che ha 20 anni e arriva da Marano di Malfonce. Storico marchio di dentifricio sbiancante dell'azienda Cosole è salito sul palco di Miss Italia 2014 insieme a Miss Sorriso Blanc e ancora oggi, dopo 76 anni dalla sua prima edizione come 5 lire per un sorriso, l'attuale concorso di Miss Italia continua a premiare le Miss più belle col sorriso più bello. E ovviamente Black's White Shot ha firmato la storica fascia di Miss Sorriso. Grazie, andiamo con la prossima concorrente che è la numero 25. Lei è Annalisa e ha 18 anni. Numero 25. Barbara Blanks è protagonista di una bella campagna pubblicitaria su tante testate giornalistiche e emittenti televisive dove si vede la nostra Lucia Sabatini, Miss Italia in carica insieme a Miss Blanks, quindi ecco le opportunità che offre Miss Italia. Intanto la nostra concorrente numero 25 sta sfilando di fronte alla nostra giuria.
lei che è Benedetta, ha 20 anni e arriva da Verona, concorrente numero 26. Prego Benedetta, numero 26. Comunque la caratteristica di Miss Italia e il bello di Miss Italia qual è? È che ci sono delle ragazze che ovviamente magari fanno già le modelle, fanno già delle cose televisive, ma Miss Italia ti può far fare quel salto ulteriore nella celebrità, nella visibilità, che è importantissima per queste ragazze. Altre invece decidono di fare un'esperienza, una giornata che resterà sicuramente nella loro memoria, una giornata piacevole da condividere con altre amiche in camerino. E questo è il bello e la forza di Miss Italia. Miss Italia che quest'anno come nome Miss Italia festeggia 70 anni, ma ne ha 77 calcolando dalla prima edizione che era 5.000 lire per un sorriso. E quindi ecco che da 77 anni si va a rinnovare questa bella tradizione, questa piacevole tradizione. Quindi lo dico, le ragazze sono tutte brave, belle, si mettono in gioco e questo è il bello di Miss Italia ed è per quello che questo concorso dopo 77 anni ancora richiama così tanto pubblico e tante giovani protagoniste. Queste giovani protagoniste però sono viste e giudicate da una giuria, perché anche questo fa parte della storia di Miss Italia e io vado a presentarvi molto volentieri i nostri amici giurati. Inizierei con Simone Grisi, che è il direttore del centro di Portivento. Grazie a lei per essere qui con noi. Poi abbiamo detto che questa giornata avremo un gioiello Miluna, viene offerto da Aurora, tra l'altro vedremo anche nel caso una sfilata con gioielli Miluna e per questo vogliamo ringraziare Andrea Motta di Aurora Gioielleria. Grazie a voi. Poi abbiamo Alessia Roselli, abbiamo Emanuela Tita, fate l'applauso a tutti, Gianni Sperotto, poi Claudio Franco, Gaetano Campedelli e Massimo Amatati. Grazie ai nostri amici giurati perché il loro compito è davvero prezioso, perché ricordiamo che la ragazza che vince oggi parteciperà direttamente alle finali regionali Veneto. Quindi significa che sapete che per arrivare a Miss Italia tutte quante sono partite da una selezione, l'hanno vinta, hanno fatto le finali regionali, vincono le finali regionali, vanno alle prefinali nazionali, poi magari arrivano alle finali nazionali, poi anche quest'anno il Veneto è arrivato secondo, per il secondo anno di fila, poi mi fermo qui perché poi insomma, e poi conosceremo due amiche che ci potranno raccontare questo percorso perché lo hanno vissuto, ma questo lo faremo dopo, intanto sono sedute tra i nostri ospiti.